Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della legge del ternario. Ehm, Come sempre mi avvalgo della tavola di Smeraldo ad opera di Ermete Trismegisto per appunto fornirvi qualche altra meditazione, riflessione riguardo appunto alle leggi che sono a fondamento della magia e dell'ermetismo. Chiaramente sono leggi che alle loro spalle hanno una corrispondenza cabalistica, oggi vedremo chiaramente molto bene questa cosa, tenendo a mente anche come è la struttura dell'albero cabalistico e come funziona appunto la discesa dell'energia, insomma della luce, così viene detto, dai regni spirituali più alti, dall'Ensofor. Cosa dice la tavola di Smeraldo? Al terzo emendamento, diciamo, al terzo capoverso, dice: come tutte le cose sono sempre state e venute da uno, così tutte le cose sono nate per adattamento di questa cosa unica. Cosa ci sta dicendo in questo passaggio che direi molto importante? Intanto ribadisce che tutto nasce dalla sorgente, tutto proviene dalla sorgente. Questo lo riscontriamo anche nella Cabala, in quanto tutto proviene appunto da emanazione della luce dai regni più alti, dunque dalla Keter poi discende sempre uno dopo l'altro passando per tutte le Sefirot. Dunque ciascuna Sefira si fa contenitore di questa luce e una volta che colma passa alla Sefira seguente per cascata, diciamo così. Questo ci porta a molteplici riflessioni. Tanto per cominciare ci pone di fronte ancora alla consapevolezza che esistiamo su un piano fisico come manifestazione e riflesso di un piano anche più elevato, spirituale, ma in quanto cosa trina, in quanto cosa unica, conteniamo nella materia le stesse prerogative dello spirito. Dunque nella materia c'è lo spirito e nello spirito ci sarà un po' di materia. Questo è sempre per dire che riallacciarci al discorso che facevamo sulla legge del binario, dove non esiste questa scissione netta fra le cose, fra le due polarità, ma ciascuna delle due è sporcata, diciamo così, dalla polarità opposta. Dunque non esiste, almeno in questi regni apprezzabili dall'animo umano, un regno che sia esclusivamente spirituale, e anche là dove è esclusivamente spirituale non esiste la possibilità che non abbia una sua massa, un suo peso. Allora, in questo senso, la formula matematica più famosa di Einstein ci aiuta a chiarire un pochino quello che dico. La formula famosissima è E uguale mc al quadrato, dove E è l'energia, m è la massa, c è la velocità della luce al quadrato. Dunque l'energia è calcolabile sulla base della massa di qualsiasi oggetto per la velocità della luce al quadrato. Dunque, cosa significa anche? Se è vero che l'energia è calcolabile sulla base della massa, invertendo l'ordine degli elementi che compongono l'equazione, noi possiamo estrapolare anche il valore della massa che corrisponde a un'energia. Dunque, qualsiasi sia lo stato fisico di un oggetto, ma anche in termini più, diciamo, filosofici, meno pratici, meno concreti, anche di una qualsiasi energia ha una massa corrispondente. Cos'è dunque questa massa? La massa è il suo, diciamo, l'ingombro di questa energia, ma anche il suo peso in un certo senso, poiché ogni cosa, soprattutto su questo piano, diciamo, più materiale, più denso dell'esistenza,
noi vediamo che ci sono oggetti di peso diverso, questo peso è di ingombro diverso, questo peso non è altro che il- la forza che questo oggetto ha d'appoggio, che però è un appoggio stimolato dalla forza di gravità. Dunque abbiamo tutte queste interconnessioni, abbiamo tutte queste comprensioni e questo ci può far comprendere che per analogia su ogni livello dell'esistenza esisteranno diverse forme di manifestazione di questa esistenza. È chiaro che più ci eleviamo, cioè più arriviamo in stati dove anche lo stato diciamo, dove l'influsso della forza di gravità si diminuisce, abbiamo però chiaramente stati dell'essere diversi. Questi stati dell'essere, in che senso? Ci viene detto così tutte le cose sono nate per adattamento di questa cosa unica. Dunque questi stati dell'essere sono perfetti, ma si adattano sulla base appunto della condizione in cui sono destinati a vivere. Dunque qualsiasi essere creato, vivente o non vivente, qualsiasi elemento, qualsiasi cosa popoli il nostro creato, il nostro universo, è collocato esattamente nel posto più perfetto e più specifico per questa forma di vita ed è un adattamento della cosa unica. Cosa ci sta dicendo dunque? Che qualsiasi cosa manifestata, qualsiasi cosa continua ad avere in sé i germogli della triade che è una cosa sola. Dunque, cosa ci vuole dire? Tutto è a immagine, tutto contiene lo stesso potenziale perché tutto, seppur diviso, seppur separato, seppur con un aspetto differente, contiene ancora le informazioni della sorgente. E dunque anche nel più piccolo frammento di materia c'è tutto il potenziale spirituale e c'è tutta la forza di creazione che proviene appunto dai regni spirituali. Attenzione, è molto importante tenere a mente questi aspetti quando si opera appunto in magia. Intanto essere consapevoli che tutte le cose sono sempre state. Tutte le cose sono sempre state. Cosa afferma questo pensiero? Che se tutto è sempre stato, significa che tutto esiste già in potenziale, anche a prescindere dalla sua manifestazione legata alla percezione di spazio-tempo dell'essere umano. Dunque lo spazio e il tempo sono dei limiti che l'essere umano percepisce, eh, poiché siamo ad un livello nel quale l'essere umano è adattato perfettamente, è esattamente quella la sua collocazione, così come detto da questo pensiero che abbiamo appena letto, ma vuol dire anche che per garantire la perfetta vita di questa forma appunto che si manifesta come essere umano, c'è bisogno appunto che vengano posti degli argini, delle limitazioni non solo che proteggano l'essere umano, ma anche la sua funzione nell'ambito universale. Dunque i nostri limiti sono lo spazio e il tempo. Questo non significa però, avendo in noi il potenziale della cosa una che è al di sopra dello spazio e del tempo, che non sia possibile appunto percepire fatti, cose che siano al di fuori di questi limiti, perché dentro di noi facciamo parte e siamo comunque collegati e connessi alla sorgente e dunque così come noi siamo parte collegati e connessi alla sorgente, ogni cosa intorno a noi è parte connessa alla sorgente. In magia questo ci è utile per diversi scopi. Questo pensiero intanto ci permette di lavorare su testimoni delle cose su cui vogliamo agire o delle persone su cui vogliamo agire. Possono essere delle candele, possono essere delle bamboline, possono essere qualsiasi cosa che è utilizzata e battezzata allo scopo. Dunque, cosa significa? Che per simpatia, eh,
riflessione, proprio per simpatia, si dice così, per analogia e simpatia di questi elementi utilizzati, noi lavoriamo su quello che è analogo, ed è questo il concetto del testimone, sia dal punto di vista della radiestesia, della radionica, ed è questo anche il testimone in magia. Dunque, quando non ci è permesso o concesso lavorare direttamente sulla persona o nel caso in cui non lavorassimo su di noi, per analogia, per simpatia, utilizziamo un testimone per agire sulla persona. Ecco perché questa cosa funziona, proprio perché fa parte appunto di questa sorgente, di questa cosa che è la fonte unica, una, la cosa una. E dunque ci spiega anche che questo adattamento che viene fatto, pur mantenendo in sé tutto, ehm, tutta la struttura di origine che è la struttura della triade nell'uno, ehm, deve questa triade adattarsi. Immaginiamo l'esempio più pratico dal libro della natura. Immaginiamo appunto che sia l'acqua a doversi adeguare a un contenitore. Qualsiasi forma l'acqua assuma sulla base del contenitore che la contiene, l'acqua resta acqua. È molto semplice. Ehm, Questa era un po' la riflessione che volevo portarvi oggi, così che comprendiate anche quello che spiega appunto la Cabala, e cioè che ciascuna sefira è contenitore della luce che proviene dalla sorgente una, ciascuna sefira colora del proprio colore queste informazioni che provengono dalla sorgente, e arriva e giunge poi a Malkut, che è il regno, cioè dunque giunge poi fino a noi questa luce che è contemporaneamente la componente delle varie sfumature di colore, ma è sempre una. Grazie per avermi ascoltato fino qui. Riflettete appunto su queste cose dette, su come appunto nei vari livelli dell'esistenza e dell'essere comunque si mantengono le informazioni della sorgente, e tutto sempre a immagine e riflesso della cosa una. Vi rimando alla prossima condivisione, un buon proseguimento e un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard.